La Capitaneria di Porto di Venezia è vicina a chiudere la prima fase dell'inchiesta, quella degli accertamenti sommari, attraverso anche la raccolta di testimonianze ricevute sul posto in merito all'incidente in laguna tra la motonave privata Osvaldo e un battello della linea 1 entrati in collisione davanti a Sant'Elena. Lo scontro ha provocato 5 feriti, tra i quali una donna di 44 anni particolarmente grave, sottoposta a intervento chirurgico a causa di lesioni interne. I legali delle parti coinvolte preparano la loro strategia. L'avvocato Augusto Palese, che assiste Corrado Bararin, comandante della motonave Osvaldo, nonché socio della compagnia di navigazione, chiede, al di là degli aspetti legali, anche in via extragiudiziaria, congrui risarcimenti per tutti i feriti. Il nostro assistito è molto dispiaciuto per i passeggeri del vaporetto che si sono feriti a causa della collisione. Auspica che possano guarire nel miglior modo possibile e faremo tutto quello che si deve affinché le compagnie di assicurazioni coinvolte li risarciscano adeguatamente, svolgendo la loro doverosa funzione sociale. Ballarini ancora non si capacita di quanto accaduto ed è stato nominato un consulente di parte. Il comandante nostro cliente non si capacita come sia avvenuto l'incidente. È per questo che, insieme al collega Davide Vianello Viganò, abbiamo incaricato cautelativamente un esperto perito nautico veneziano, il dottor Alfonso Morisieri, proprio per la ricostruzione della dinamica del sinistro in relazione alla normativa vigente. Espressa piena fiducia sugli sviluppi dell'inchiesta. Piena fiducia nel lavoro che sta svolgendo la Capitaneria di Porto di Venezia, i cui accertamenti poi verranno presi in considerazione dalla Procura veneziana per configurare eventuali ipotesi in astratto di reato. Decideremo poi il da farsi.